Ma buongiorno e buon inizio settimana, ben trovati su Io Compro Siciliano Live di Eliana Chiavetta. Anche quest'oggi ci prepariamo a vivere insieme questi 20 minuti e vi invitiamo come sempre a condividere la nostra diretta, a scriverci, messaggiare con noi nel corso di questo appuntamento. Prima di presentarvi l'ospite di oggi, partiamo da quello che è accaduto nel fine settimana, perché chi ci segue sui canali di Io Compro Siciliano Live sa che ci siamo dati allo sport questo fine settimana. Abbiamo iniziato presentando quello che è stato uno stellare FIP Promotion Meridiano di Padel ad Agrigento, quindi con quello che è il Tennis Club Città dei Templi di Agrigento abbiamo intervistato la scorsa settimana Alessandro Platania, che ci ha raccontato come si sarebbe svolto il tutto. Bene, c'è stata una finale pazzesca che è stata vinta dalla coppia Capitani Fanti su Cremona Cassetta, e alla fine appunto con questo abbraccio proprio in cui ha trionfato lo sport possiamo riassumere quello che è accaduto in questi 4 giorni di torneo con più di 1500 spettatori. È stato tutto bellissimo, l'evento un grande successo, quindi non ci resta che dire che c'è una arrivederci al 2022 per un altro appuntamento e magari sempre con Io Compro Siciliano come partner. Altra partnership, ieri da Agrigento ci spostiamo nella provincia di Palermo perché lo stadio era il Pascolino Stadium e quindi ci troviamo esattamente a Carini, e ieri abbiamo seguito sui nostri canali anche l'ultima partita del Palermo femminile. Vi faccio vedere queste brevissime immagini. Un'esultanza a siglare, nonostante fossero già passate 2 settimane dal momento in cui le ragazze allenate da coach Licciardi avevano vinto matematicamente il titolo e quindi la promozione in Serie B. Questa esultanza ha sicuramente messo la parola fine su un campionato straordinario, ma è il punto d'inizio per una nuova stagione. Comunque anche ieri hanno vinto, questo fra le righe va detto, anche un 4-2 contro il Pescara in una giornata caldissima, in una partita che comunque è stata molto difficile da giocare con queste condizioni atmosferiche, ma che ha regalato un altro successo proprio per concludere in bellezza. Quindi Io Compro Siciliano si nutre anche di sport ormai e io ne sono particolarmente felice, ma si parla di orgoglio made in Sicily, classe 1987. Lui è un attore, un regista e un drammaturgo, ma anche un cantante, lo dobbiamo dire, perché adesso scopriremo il suo nuovo brano. Diamo il benvenuto per la prima volta all'interno di Io Compro Siciliano a Davide Giordano. Ciao Davide! Ciao, buongiorno a tutti, ciao. Allora Davide, tu ti presenti così e io già dietro di te vedo un personaggio che ha segnato profondamente la tua carriera, perché dietro di te c'è Meluzzo. Esatto, sì, c'è Meluzzo di Cetto C'è, l'ultimo episodio della saga. Un Meluzzo sindaco, un Meluzzo già più adulto, un Meluzzo controcorrente rispetto come sempre al suo papà, però per chi non l'avesse ancora riconosciuto è passato qualche annetto, è iniziato... Quanti anni avevi nel primo episodio di Cettola Qualunque? Guarda, credo 22 o 23, credo, sì, 22 o 23 circa, Ok. 2010, sì. È passato un po' di tempo, Sì. è passato un po' di tempo da quel ruolo in cui Davide appunto interpretava il figlio di Antonio Albanese, è un ruolo che comunque ha sicuramente ha lasciato un bel segno nella tua carriera. Ricordi con affetto quel personaggio? Per averlo, immagino tu sia a casa, per averlo Ass- appeso alla parete di casa, penso di sì. Beh, assolutamente sì, è stata non solo una bellissima esperienza, poi la mia prima esperienza oltretutto al cinema, ma poi si sono creati dei legami che sono andati anche oltre il set, oltre il film, e questa è una cosa, come dire, non scontata, e poi sono grato a questo ruolo che in qualche maniera mi ha anche aiutato a fare mi ha aperto delle porte sicuramente. Oggi continuiamo a raccontare, anzi facciamo un passo indietro e raccontiamo ai nostri amici di Io Compro Siciliano Live chi è Davide Giordano. Davide Giordano parte da Palermo, arriva a Roma, frequenta la Silvio D'Amico, quindi stiamo parlando della più prestigiosa scuola per chi vuole fare il tuo mestiere. E come accade tutto questo?
Ma allora io da ragazzo non ero uno studente brillante, ero sempre attratto comunque dalla musica e dal teatro. Ho fatto il liceo artistico Eustachio Catalano in Via La Marmora, per l'appunto a Palermo, e mi piaceva moltissimo il fatto di dipingere e in qualche maniera anche di frequentare dei corsi di teatro che venivano proposti dal liceo stesso. E da lì poi ovviamente ho cominciato a lavorare per il Teatro Biondo, no ovviamente no, però insomma ho cominciato a lavorare per il Teatro Biondo, per il mitico Franco Scaldati, che non c'è più ma lo ricordiamo, con Maurizio Spicuzza, con Antonio Raffaele Adamo, insomma tante persone che mi hanno formato, aiutato professionalmente, e poi un po' la botta di fortuna di entrare all'Accademia Silvio D'Amico appena finito il liceo. Sono Botta stati di 3 anni. fortuna, tanti vorrebbero avere questa fortuna, c'entra chi se lo merita. Beh, sì, però sai, la fortuna conta molto in questo mestiere, nel senso che io sono sempre del parere che il lavoro è alla base e l'impegno e lavorare sodo è tutto in generale, però comunque sarebbe un po' ipocrita non dire che serve un pizzico di fortuna e di allineamento di pianeti in qualche maniera, cioè oggettivamente c'è in questo mestiere, come penso anche in generale nella vita. E poi da lì ho fatto questi 3 anni durissimi all'Accademia Silvio D'Amico, perché ero uno dei più piccoli in classe, e questo in qualche maniera vedevo gli altri che erano già formati, avevano già fatto un sacco di cose, parlavano benissimo in italiano, cioè in dizione, mentre io ho un accento un po' più pronunciato. Panormita, panormita. Esatto, e basta. E poi da lì, insomma, ho avuto la fortuna di lavorare, di studiare con Anna Marchesini in accademia, grande comica italiana, storica, e poi da lì l'incontro con Albanese, con Carlo Cecchi, insomma, è diventato il mio lavoro. Ecco, pago le bollette grazie a questo mestiere. E questo sì che non è scontato, perché si parte con tanta voglia di fare, poi riuscire a portare avanti tutto questo non è semplicissimo. Adesso arriviamo un po' all'attualità, perché questi 2 anni, quest'anno 2020 e 2021, sono degli anni un po' particolari per tutto il mondo dell'arte ne ha risentito particolarmente, i teatri chiusi, l'audiovisivo, le produzioni audiovisive in generale sono state messe in stand-by, poi sono ripartite, ma sottoposte a dei protocolli ovviamente Covid, anti-Covid rigidissimi. Adesso c'è una ripartenza. Tu come hai vissuto questi 2 anni? Ma diciamo non benissimo perché io lavoro molto nel teatro ragazzi, quindi mi occupo di fare delle produzioni teatrali rivolte alle nuove generazioni ed è un ambiente in cui mi trovo particolarmente bene, e siamo stati i primi anche del settore teatrale stesso a chiudere, perché le scuole sono state le prime a non andare più a teatro, proprio già agli inizi. Poi sono saltati tanti lavori, comunque è stato un periodo molto complesso e molto, molto difficile. Tra l'altro, insomma, è stata anche però un'occasione per riflettere e fare delle riflessioni sul fatto su come stiamo trattando questo pianeta, perché comunque quello che ci è accaduto, quello che è accaduto al mondo intero, è anche frutto di certi comportamenti che tutti noi perpetriamo quotidianamente proprio nella vita di tutti i giorni. Questa è stata un po', ecco, una riflessione che che è nata durante questi 2 anni. Poi ho ripreso la chitarra in mano dopo tanto tempo e sono nate delle canzoni. Ed è qui che vogliamo arrivare. Fra qualche istante vi faremo anche vedere il video del brano di Davide Giordano, uscito da pochissimi giorni. Intanto però vi ricordiamo dove ci troviamo. Siamo all'interno di Io Compro Siciliano Live, e allora vediamo in pochissimi secondi qual è il più grande marketplace del Made in Sicily. Io ho lanciato la domanda, sapevo che conoscevate già la risposta: www.iocomprosiciliano.com, marketplace da visitare come sempre. C'è tanto di nuovo del Made in Sicily da scoprire e da provare, e che arriva in tutto il mondo molto comodamente. Questa è una delle
poche cose belle che sono arrivate con il lockdown, con questa chiusura, il sapersi reinventare, fare il gruppo, così come abbiamo fatto noi all'interno del team di Io Compro Siciliano, poter ritrovare anche delle vecchie passioni, come nel caso di Davide, che ci ha appena detto durante il lockdown ho ripreso la chitarra. Che fine aveva fatto questa chitarra? Beh, in realtà intanto non aveva le corde, è il punto primo, quindi ho ordinato proprio delle lì, corde. cioè scordata come diremmo noi, nel senso di dimenticata, ma scordata proprio senza corde qui. Sì, proprio non ce le aveva più e basta. E fondamentalmente Ma perché era non. senza corde, scusami? Beh, perché si erano rotte Se erano tempo rotte fa e non erano mai state e sostituite. poi non le avevo mai sostituite. Insomma, 24 ore chiuso a casa, ragazzi, è dura perché cioè, qualcosa ti devi inventare. E quindi niente, le ho rimontate e poi ho avuto anche la fortuna, tramite una mia carissima amica, di far sentire questi brani a Francesco Arpino, che è un noto arrangiatore e produttore, insomma, di bravissimi e grandissimi artisti, che mi ha dato un po' di fiducia e ha arrangiato, insomma, questo brano e il primo Andiamo Via, che uscì l'anno scorso. L'anno scorso c'è stato Andiamo Via, adesso arriviamo ad un brano un po' particolare, fuori dall'ordinario, dalla nostra quotidianità, c'è del romanticismo, c'è un po' di ritorno all'essere infantile, c'è della fantasia dentro a questo brano che stiamo per ascoltare. Sì, io sono molto, cioè, l'ho definita una canzone un po' romantica e infantile perché, come dire, faccio sempre questo esempio. Io quando entro in un posto, tipo in una libreria, vado sempre a leggere le fiabe per bambini, per ragazzi, o guardo i disegni rivolti alle nuove generazioni, quei libri di grafiche particolari, fumetti. In più uno dei miei registi preferiti è Michel Gondry, che per l'appunto è uno che usa molto, confonde molto il piano onirico da quello realistico, così come Spike Jonze nel film Nel Paese delle Creature Selvagge. Diciamo che questi film e questo tipo di poetica a me mi attira molto, da lì è nata la canzone, insomma. Allora vediamo insieme e ascoltiamo insieme Davide Giordano in Finta di Niente. Ho pensieri che bucano la testa, ho paura che qualcuno mi arresta, mi sento dentro un film di quel genio di Gondry. Travestito da animale, vado in giro per le strade, faccio quello che mi pare. Una ragazza alla finestra, fumo un'altra sigaretta, beve whisky, come bella. Wow, wow, c'è un elefante sulla luna. E se mi cade in testa, chissà cosa resta, cosa resta. Qualcuno urla sei infantile, ma che cosa vai a pensare? Devi stare nel mondo reale. Gli rispondo sì signore, e se mi offre anche da bere, canto a tutti che sto bene, giuro. Perché prova a fare finta di niente, perché gioca a fare finta di niente. Crolla il cielo e faccio finta di niente. Ci riesco. Ma un dubbio fa centro, mi buca il cervello, mi ributto a letto. Già, e ritorno a fare finta di niente. È un lavoro fare finta. L'elefante nella stanza mi guarda dritto e canta una vecchia canzone. Mi propone un altro film, un altro whisky. Via da qui.
Avete ascoltato Davide Giordano in Finta di Niente, avete visto anche questo video. Possiamo parlare anche del video, Davide, una scelta molto particolare, una scelta grafica molto particolare. Sì, sì, allora intanto il video è stato realizzato dal gruppo Munchausen, si chiama così per l'appunto, è un gruppo che si occupa di cose molto particolari, fa delle grafiche insomma abbastanza appunto che si rifanno a quell'immaginario di cui parlavo prima, un po' anche alla Michel Gondry. Il videoclip è volutamente infantile con questo tratto così un po' bambinesco perché per l'appunto il punto di vista del protagonista, no? Ci piaceva un po' l'idea di non fare il classico videoclip col il faccione del cantante che canta, insomma, perché non sarebbe stato così tanto gradevole. Ma no, ma non è vero, però è sicuramente molto bello. Il fatto è che ne abbiamo sentito uno, ne abbiamo sentito un altro di brano nel giro di quest'annetto. Hai sfornato qualcos'altro mentre eri chiuso a casa? Guarda, adesso non mi farei sbilanciare nel senso che vediamo che cosa succede. Io vado un po' così, facendo questo mestiere si naviga a vista, vediamo cosa succede con questo brano. Se succede qualcosa, insomma, sicuramente te lo dico. Ok, mi sembra una risposta diplomatica. Ti è rimasto un po' del melo politicante, ti è rimasto con questa risposta? Ma no. Cioè, cerco di essere prudente, nel È senso che giusto, hai ragione, tutto qua. stavo scherzando. Leggiamo anche qualche messaggio, così salutiamo chi ci sta seguendo. Chiedo al nostro Nicolò Acquisto, in regia, di farci leggere un po'. C'è Maurizio Tuminia che ci dà il buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, grazie anche a te, buongiorno anche a Gaetano Iengo, ciao Gaetano, buona giornata. E poi salutiamo, anzi leggiamo i complimenti di Maurizio che dice: complimenti a Davide Giordano, veramente un bel brano, bravo. Quindi Grazie. arriva anche questo messaggino che leggiamo insieme. Vincenzo Spinelli ci dà il buongiorno e dice: sempre bello vedere i diversi modi di esprimere l'arte nelle sue forme da noi artisti siciliani in Italia e nel mondo. Ecco, quindi così c'è anche questo bel sostegno che arriva da parte di Vincenzo. Adesso quindi sulla musica mi hai detto, Davide, che non ti puoi sbilanciare, e sul tuo mondo, sul teatro, sei tornato, stanno tornando i ragazzi, avete fatto qualche produzione attraverso il digitale, su quell'altro fronte come va? Allora, quest'anno abbiamo creato, io e la mia squadra di lavoro, un progetto molto interessante sul bullismo e sul cyberbullismo chiamato Nickname Leone che striscia, ed è tutto online, per cui noi ci siamo collegati con le classi di molte città italiane e abbiamo fatto questo live streaming in cui il protagonista per l'appunto bullizza gli studenti. È un progetto che è andato molto bene in quanto sensibilizza molto su questo tema, ahimè sempre più in crescita, e ovviamente ci hanno chiesto di rifarlo l'anno prossimo, sia online sia dal vivo, quindi saremo sia su alcuni teatri d'Italia e poi saremo online in molte classi contemporaneamente. Bellissimo, un bellissimo progetto del quale ci faceva piacere parlare, proprio perché rivela anche questa grande attenzione per un problema sociale che non deve essere sottovalutato, perché purtroppo le notizie, paradossalmente in questo momento di grande solitudine in cui i ragazzi sono stati molto più separati, è tornato sempre più in alto fra quelle notizie che non vorremmo mai leggere, ecco, possiamo dire anche in questo modo. Ma torniamo a Finta di Niente. Prima di salutarci, ricordiamo dove si può ascoltare, come si può ascoltare o vedere il video, dacci gli estremi per poterlo rivedere e riascoltare. Allora, potete ascoltarlo ovviamente su tutte le piattaforme streaming, Apple Music, Spotify, il videoclip lo trovate su YouTube, per chi vuole salvarla e cioè acquistarla può trovarla su Amazon Music, adesso su Play Store Music, io non so tutti i nomi degli store musicali, comunque su tutte le piattaforme digitali. Scrivete su Google Finta di Niente, insomma, vedrete Davide che la trovate. Giordano ed è lì ad aspettare. Davide, noi ti ringraziamo, facciamo un grandissimo in bocca al lupo, insomma teniamo queste ditine incrociate per poter scoprire quello che non ci puoi dire fino ad ora, ma che speriamo possa accadere in un futuro. Intanto Finta di Niente è fuori e quindi è quello sul quale dobbiamo concentrarci. Finta di Niente, Davide Giordano, grazie per essere stato qui a raccontarci questo tuo nuovo brano.
Grazie mille a voi dell'invito e della cura e dell'attenzione che avete avuto nei miei confronti. Siete stati gentili e non è mai scontato. Grazie. Grazie Davide, ciao. Ciao. E noi vi salutiamo, appuntamento a domani, lo sapete, con Cristina Ruffino. Noi ci ritroviamo mercoledì in questa staffetta di Io Compro Siciliano Live. Grazie ancora a Nicolò Acquisto, grazie a tutti voi e buona giornata.